È un sogno di una vita, a 44 anni che vivo in questo paese e dopo 44 anni ho chiesto io al mio compagno, che non è del comune di Mogliano, di sposarmi nel mio paese di origine. Natascia Nobile convolerà a nozze con il suo compagno sabato alle 11 nel municipio di Mogliano. Tutto pronto, i futuri sposi avevano già pianificato la mattinata. Dopo la cerimonia, le foto di rito in piazza. C'è un monumento molto importante del quale ho sempre avuto il massimo rispetto e mi sarebbe piaciuto proprio fare una bella fotografia davanti a questo monumento, invece purtroppo non sarà possibile. Succede infatti che Natascia riceve una telefonata dal comune. Ci sarebbe stata una piccola manifestazione nella piazza di Mogliano. Ieri lei decide di vedere di persona la situazione ed ecco l'amara sorpresa. Come tutte le spose un po' ansiose, sai, ho voluto di mio vedere com'era la situazione e ieri mattina appunto scendo nella piazza e mi trovo questa caserma attorno al comune che non ha niente a che vedere con quattro bancarelle, ostruisce tutti i punti d'arrivo al comune e lascia un paio di metri dalle cucine di questi stand all'entrata proprio nel comune. Il monumento appunto dei caduti è completamente rivestito da pubblicità e da transenne, quindi è invalicabile. In queste settimane, infatti, la piazza principale di Mogliano ospita gli stand di una manifestazione enogastronomica. Quello che mi dispiace di più, dice Natascia Nobile, è che Avrei solo chiesto della chiarezza e non c'è stata minimamente, non mi ha telefonato nessuno delle alte sfere nemmeno per scusarsi. Se io avessi avuto la possibilità di scegliere, sicuramente avrei scelto un'altra location e avrei lasciato tranquillamente lavorare chi sta lavorando, del quali ho il massimo rispetto. Spero che questa mia dimostrazione e metterci la faccia possa servire in un futuro per altri sposi che non devono trovarsi nella mia stessa situazione, cosa che sto scoprendo ora per ora. Vedo che c'è gente che mi risponde che purtroppo anche loro hanno avuto la stessa situazione.